Giornata di audizioni in Consiglio regionale sul fronte sanità. Sul tavolo c'è il reclutamento in via emergenziale di medici in formazione e specializzandi per fronteggiare la carenza di personale nei pronto soccorso. Associazioni professionali e sindacali dei medici si sono espresse sulla riforma davanti ai consiglieri della Quinta Commissione. Abbiamo portato per la possibilità per i medici specializzandi di avere fino a 1000 assistiti al primo anno, a 1200 al secondo e al terzo anno, tra l'altro anche con un incentivo e quindi alla fine della partita ogni medico potrà avere disponibile circa 55.000 euro lordi all'anno di contribuzione. Se l'idea di base può incontrare consensi ampi, le opposizioni in Consiglio regionale vogliono però si faccia chiarezza sul modo in cui questi giovani verranno introdotti all'attività in corsia. 1000 assistiti ad un neolaureato è una responsabilità importante e vanno previste delle modalità di accompagnamento di questi professionisti, perché se no, lo dico come paziente, insomma essere affidato tout court a un ragazzino appena laureato che può essere preparatissimo ma non ha quell'esperienza. Certo è che la carenza di personale sanitario è un problema che chiede una soluzione urgente. Mi viene in mente come il sindaco di Agna proprio in questi giorni abbia scritto al Presidente della Repubblica che è senza il medico territoriale, 3200 persone che non sappiamo, tra l'altro anche molti anziani, dove attualmente mandarli. E quindi assolutamente abbiamo bisogno che i nostri giovani, che i nostri laureati scendano sul territorio. La riforma che sta portando avanti la Regione ha però bisogno, secondo le opposizioni, di essere migliorata. L'aspetto veramente qualificante è quello di prevedere delle modalità di accompagnamento in modo che i giovani medici non siano lasciati soli nell'affrontare dei pazienti che oggi sono purtroppo più complessi che nel passato.